Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quest'anno, per via delle restrizioni per la pandemia del virus Covid-19, non sono consentite rappresentazioni con assembramenti di pubblico e tale triste situazione ha frenato qualsiasi iniziativa. Malgrado ciò, l'Associazione Culturale Concordia di Agrigento, come in passato, vuole in qualche modo essere presente e fare sentire così la sua voce. Il presidente dell'associazione, dottor Angelo Cinque, e la regista attrice Giovanna Messina hanno ideato un videomessaggio registrato con diversi attori agrigentini che, garantendo le prescrizioni anticontagio e la salute di tutti tramite i social e le TV e altri strumenti, possono raggiungere, sensibilizzare e fare riflettere il più possibile sul fenomeno. Un format fatto da un mix di video, recite, monologhi, letture e riflessioni sulla tematica che parla della violenza sulle donne e sull'indifferenza che le circonda. Un omaggio, insomma, alle tante donne vittime di violenza, in quanto non si può stare silenti quando le vittime sono in vita e piangere disperatamente quando non c'è più nulla di fare. Anche TVA aderisce alla diffusione di questo messaggio. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l'Associazione Culturale Concordia, il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento, l'AICS e il Comune di Agrigento, insieme contro la violenza. Gli uomini violenti esercitano la violenza, da quella verbale a quella fisica e sessuale, per paura di perdere il potere. Il loro atteggiamento è percepito come normale, fa parte del copione della virilità cui in genere aderiscono profondamente. Talvolta sono insicuri e hanno poca fiducia in se stessi, ma invece di cercare di capire che cosa esattamente non vada bene nella propria vita, accusano le donne e le considerano responsabili dei loro fallimenti. Progressivamente trasformano la vita della donna in un incubo, la incitano a smettere di lavorare, dicono di volere un figlio e poi, quando la donna è incinta, la esortano ad abortire. Hanno delle amanti, ma non tollerano che le donne a loro volta abbiano altre relazioni. E quando la donna cerca di rifarsi la vita con un altro, la cercano, la minacciano, la picchiano, talvolta la uccidono. Una donna non dovrebbe mai difendersi da chi ama. Questa è la prima e unica regola che un uomo vero deve conoscere. La più sfregevole forma di debolezza appartiene a chi usa la violenza contro chi dovrebbe proteggere. Due scarpe rosse, come il colore simbolo dell'amore, un amore che talvolta si trasforma in male e violenza, simbolo di una possessione morbosa che purtroppo diventa trappola mortale. Rosse, come il colore del sangue che scorre per l'orrore dei femminicidi. Rosse, come quelle che l'artista messicana Anita Chovez utilizzò la prima volta per gridare la volontà di denunciare la violenza sulle donne, per poter rinascere. Rosse rappresentano una storia di paura, ma anche la forza di volontà per combatterla. Con esse si vuole evidenziare sempre la stessa drammatica e crudele impossibilità di negare alla vita una qualsiasi forma, stimolare riflessioni sul passato e sul presente, dove sembra sia cambiato tutto, ma ancora è cambiato poco o nulla.